Amici di Bella Sicilia, ancora tantissimi auguri. Ed ecco il mare siciliano nella giornata di Pasqua. Siamo in questo bellissimo borgo sul mare, questa è Castel di Tusa, e in questa passerella possiamo vivere l'emozione di stare proprio a contatto con il mare. Vi auguriamo ancora una volta buona Pasqua. Vi abbiamo raccontato poco fa anche una delle tradizioni che si svolge nel giorno di Pasqua in questo territorio limitrofo. Siamo andati a Pettineo per vivere in diretta l'incontro tra Gesù risorto e la Madonna. E adesso passeggiata obbligatoria qui sul mare. Pasqua in Sicilia. Davanti a noi le isole Olie, guardate che spettacolo. Fateci sapere da dove ci state seguendo in questa giornata speciale. Naturalmente vi rinnoviamo gli auguri. Qui le barche dei pescatori. Questo è un borgo con una lunga storia legata proprio al mare. Buongiorno e buona Pasqua, tantissimi auguri, siamo in live su Bella Sicilia. Buongiorno. Siamo a Castel di Tusa, questo è un paese che ha delle origini legate al mare, tanta storia. Questo nasce come borgo marinaro di pescatori, abbiamo una bella tradizione della pesca e ancora pure in piccolo continua. C'è una piccola marineria, il pesce è genuino, è meraviglioso, freschissimo. E noi lo proponiamo pure nei ristoranti. Ma perciò... che tipo di pesce si trova ancora qui in questo borgo? Allora, il pesce è stagionale, però in questo momento è il periodo delle seppie, le aiole che sono le mormore, del pesce qua di bassa costa, diciamo. E questa è la stagionalità più che altro per la seppia, che è gustosissima e tenera. La Sicilia è tutta bella da scoprire. Lei lavora da tanti anni con i turisti che scelgono questa parte della Sicilia per vivere delle emozioni. Sì, certamente. Dal 1976. Il campeggio nasce nel 1976. Invitiamo tutti qui in Sicilia, in questa zona della Sicilia, perché? Perché? Perché c'è loro sotto i piedi e non lo sa. La maggior parte non sa che le potenzialità di questo, perché ci sono interessi storici, monumentali, archeologici che pochi paesi, pochi hanno. E questo ce l'ha, c'è un'area archeologica che è del IV secolo a.C., che è uno spettacolo. Io quando ho aperto il campeggio, pensate che ho scoperto l'area archeologica di Alesa perché un tedesco mi chiedeva, un tedesco che veniva da Monaco, mi veniva a chiedere come poteva fare, dove si trovava Alesa, IV secolo, e io onestamente, che non conoscevo la località perché da pochi mesi a Castel di Tusa, ho chiamato il comune perché non esistevano la segnaletica, e ho chiesto informazioni, e così davvero è venuta fuori questo. La scoperta. Che anno era? 1976. È passato un po' di tempo. Sì, il prossimo anno il campeggio festeggia quasi 50 il 50esimo. Complimenti, magari la verremo a trovare per incontrare i turisti che scelgono la Sicilia. Aldo, qui si mangia bene. Sì, noi proponiamo poi il pesce, ma soprattutto serenità. Effettivamente noi diciamo sempre col signor Pollara che è un luogo di tranquillità, di benessere, di quiete, dove per ora vedi qua basta semplicemente respirare l'aria di mare senza rumori, non c'è smog, qua senti l'onda del mare,
proprio lungo la battigia, perciò non c'è cosa più bella di un luogo magico, così sereno. E poi qua c'è molta accoglienza, c'è molta genuinità ancora, luoghi ancora, un luogo da scoprire, nella sua piccola, così, un piccolo borgo, però molto genuino, molto originale. Siamo rimasti forse un po' bloccati nel tempo, forse è stato un vantaggio questo. E allora non resta altro che invitare Una tutti. cosa importantissima, la voglio sottolineare, mi stava sfuggendo, è che fortunatamente questa località interessa a viaggiatore, non il vacanziere che cerca la vacanza in funzione della discoteca, no? No. Che viene qua, viene in funzione di scoprire Vero. la Alesa, di scoprire il parco. Alle nostre spalle abbiamo 2 parchi naturali che sono meravigliosi, il Parco dei Nebbie e il Parco delle Madonnine. Le sculture di Presti. E quindi diciamo la Fiumana d'Arte, che pure è bella, con tutte le sue opere contemporanee che fanno impazzire. Quindi un turismo che è legato culturale. Culturale. Quindi è di ricerca, cioè chi viene qua arriva magari con la bici, arriva col camper, però non cerca la discoteca, cerca la tranquillità, conoscere il territorio, le persone, relazionarsi. Il rapporto umano che qua c'è, qua il relazionarsi rapporto con umano il c'è, territorio. noi siamo molto accoglienti. E questo è molto importante. Chi viene qui vive un'esperienza, possiamo dire, che resterà sempre nel cuore e nella mente. Allora noi auguriamo ancora a tutti quanti ci stanno seguendo buona Pasqua, fateci sapere da dove siete collegati in questa giornata e guardate che spettacolo. Un caro saluto e ancora Buona Pasqua, tantissimi auguri. buona Pasqua. Buona Pasqua. E guardate che spettacolo, amici di Bella Sicilia. Ciao ciao e ancora tantissimi auguri.